La polizia stradale ha identificato il conducente del veicolo che venerdì sera ha investito una ragazza di 18 anni sulla tangenziale di Mestre. Si tratta di un 53enne che guidava un furgone. L'individuazione del mezzo e l'identificazione del 53enne è avvenuta grazie a segnalazioni alla polizia stradale da alcuni automobilisti che passavano al momento dell'incidente. Dall'osservazione delle immagini acquisite e dal ritrovamento durante i rilievi sul posto di alcuni frammenti plastici riconducibili al mezzo sottoposto a sequestro. Secondo la ricostruzione della stradale, il gesto della vittima sarebbe stato comunque volontario. La giovane, che in passato aveva già tentato di togliersi la vita, era stata seguita anche dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Mestre. Venerdì, secondo gli investigatori, la ragazza avrebbe parcheggiato l'auto in una stazione di servizio per poi mettersi a camminare tra le corsie della tangenziale. Sullo svincolo di immissione dalla rotatoria di Marghera in direzione Padova, località Villabona, è stata travolta dal 53enne. Possibile che la ragazza avesse assunto una dose massiccia di farmaci che le erano stati prescritti. Potrebbe essere per questo che chi dice di averla notata ha parlato di un forte stato confusionale. Fatto sta che si tratta del quarto caso di suicidio tra i ragazzi con meno di 20 anni nel veneziano. Tra il 20 gennaio e il 14 febbraio scorsi, infatti, altri due, 14enni e una 17enne, hanno deciso di togliersi la vita. C'è sempre qualche avvenimento che diventa chiaramente esplosivo, però molto spesso sono personalità che già danno delle tracce di difficoltà a gestire le frustrazioni, le delusioni o l'aggressività della vita sociale, l'isolamento in classe, la mancanza di coesione, di amici, eccetera. Questa sorta viene vissuta dalle nuove generazioni molto spesso in modo ancora più esplosivo che nel passato, come fallimento. Slepoi lancia un messaggio alle famiglie. Se una famiglia vede che un figlio ha una sofferenza, ad esempio per una delusione o per altri motivi, possono anche ricorrere a un professionista, possono anche chiedere al figlio o alla figlia se vogliono essere aiutati, sostenuti.